Ecco, c'è anche Allora, quali sono i quattro, Abbiamo quattro impasti della pizza qui al Mediterraneo? La Tre spianata. spicchi appena entrati in Friuli Venezia Giulia. appena entrati, appena varcata la soglia, che è il primo paese del Friuli, certo. Quindi la spianata, la nuvola, la soffiata e la soffice, questi sono i quattro impasti. Quello che vogliamo poi far capire, L'unica tonda qual è? neanche una. Ah, non c'è tonda. Tonda, Spicchi. tonda non c'è, è tagliata a tagliere. Ecco, Questa è una particolarità quindi del diciamo che Mediterraneo. nel progetto ci sarebbe quello di arrivare anche con un impasto gourmet sulla tonda napoletana sul forno a legna e quindi realizzare quella che potrebbe essere per me la casa della pizza, che è un progetto che stiamo mettendo in piedi adesso. Questo è il quanto, dove la cucina lavorerà esclusivamente solo per le pizze e quindi creare un forte centro che permetta di degustare a seconda delle proprie tasche e dei propri gusti anche la tipologia di pizza che è più aggrada. Nel 2005, quando è nato il Mediterraneo, appunto qui a Tamai, A Tamai di Brunino. ecco, lei veniva un'esperienza pluristellare. Beh sì, abbiamo fatto delle belle collaborazioni con Gennarino Esposito, che è stato per noi molto importante per quello che è stato il nostro bagaglio. Lui è stata una persona che ci ha dato molto e dove io ho avuto la possibilità comunque anche di imparare. Quindi cos'è che l'ha fatta intraprendere questa attività basata sulla pizza? Beh, che soprattutto lui è un grande personaggio delle materie prime, ci ha molto insegnato il rispetto delle materie prime e dove stanno le materie prime più in purezza, meno lavorate, probabilmente sulla pizza, quindi le cose più semplici sono sempre le più difficili. Stiamo cercando di farne tesoro e di realizzarle. Cioè, più semplicità abbiamo e più riusciamo a far capire il prodotto primario, che è la cosa che è più importante. Quali sono i piatti a parte le pizze? Ma uno su tutti sono i couscous, che vengono sempre macinati sui grani antichi, sempre macinati a pietra, li cuociamo noi a mano. Lavoriamo molto i frittini di prima pesca, quelli che sono dei piccoli pescatori, quindi cerchiamo di fare qualche bel taglio di carne, che però abbiamo una trasparenza di alimentazione che sappiamo da dove arriva, quindi diciamo queste sono un po' le tipologie di piatti che facciamo noi. Ma poi molto è basato sui prodotti di giornata che quindi vengono proposti quando i clienti arrivano. Questo è il Mediterraneo. Esatto. Bene.